Tavolo Safilo a Venezia. Nel corso dell'incontro l'azienda ha aggiornato i presenti, supportati da Confindustria Belluno, i rappresentanti di Filctem CGL, Femca Cisle e Ulitec UIL e tutta la rappresentanza dei lavoratori dello stabilimento di Longarone rispetto alla ricerca avviata al fine di esplorare soluzioni alternative all'annunciata chiusura dello stabilimento. Questo è un incontro che è servito per chiarire che Santa Maria di Sala e lo stabilimento di Padova non subiranno modifiche e quindi Safilo manterrà gli impegni del livello occupazionale e degli investimenti che devono essere fatti. Abbiamo chiesto che ci siano migliori relazioni con il sindacato perché erano relazioni che si erano deteriorate, quindi con continuità ci saranno momenti di incontro. La nostra massima attenzione invece è sull'Ongarone, quello è uno stabilimento importantissimo, 468 sono i lavoratori e oggi l'azienda non ha dato le informazioni che noi ci aspettavamo di maggiore dettaglio. Perché volete chiudere l'Ongarone? E quindi abbiamo rimandato ad uno specifico focus sull'Ongarone per chiedere a Safilo più dettaglio, capire che cosa deve accadere dello stabilimento ma soprattutto dei lavoratori, perché per noi l'interesse è continuità produttiva nello stabilimento di Longarone e salvaguardia di tutti i lavoratori. È stato preso atto che l'azienda e i sindacati hanno proceduto secondo quanto concordato con specifici incontri anche per i siti di produzione di Santa Maria di Sala e Padova. Per Longarone l'azienda ha confermato la sua non strategicità e la volontà di ricercare soluzioni alternative alla chiusura, vedendosi chiedere dalla Regione maggiori dettagli rispetto alle ragioni finanziarie e produttive, in base alle quali Safilo, lo scorso gennaio, ha espresso la volontà di dismissione dello stabilimento bellunese.